È un momento ufficiale, come è doveroso che sia, un momento in cui, se anche la forma e sostanza, diamo un'inaugurazione ufficiale al Parco Scolastico Giulio Regeni, che ormai per la nostra comunità lo è da ben prima di oggi. Un parco, uno spazio verde che unisce le scuole, la biblioteca, la sede del nostro governo dei giovani ed alcuni centri sportivi, luoghi frequentati da noi bambini e ragazzi, luoghi di incontro. Questi spazi erano frequentati anche da Giulio. Lui da bambino e poi da ragazzo, come tutti noi, amava stare assieme agli amici, correre, giocare e fare sport, animato sempre da tanta curiosità. Vi vogliamo salutare con la filastrocca delle parole di Gianni Rodari. Filastrocca delle parole, si faccia avanti chi ne vuole, di parole ho la testa piena, con dentro la luna e la balena. C'è qualche parola un po' bisbetica, però non spera aritmetica, ma le più belle che ho nel cuore le sento battere, mamma, amore. Ci sono parole per gli amici, buongiorno, buon anno, siate felici. Parole belle, parole buone, per ogni sorta di persone. La più cattiva di tutta la terra è una parola che odio, la guerra. Per cancellarla senza pietà, gomma abbastanza si troverà. Io voglio ringraziare la famiglia di Giulio perché il loro dolore privato lo hanno condiviso anche con tutta la comunità e soprattutto con la scuola, e finché Giulio farà fare cose, la scuola ci sarà sempre. Grazie a tutti. Da 6 anni a questa parte continuiamo a dire che Giulio ci richiama per un impegno, che ci ha affidato di essere testimoni della sua voglia di vivere e la sua scommessa sulla ricchezza della diversità. Noi passiamo spesso da queste parti, sentiamo la presenza di Giulio, che ha avuto un ruolo attivo sia come alunno nelle scuole ma anche nel governo dei giovani,